Ecco, noi siamo lì dentro in questo momento, siamo praticamente nel piazzale dell'aeroporto civile di Padova. In realtà noi in questo momento dentro a che cosa siamo? Siamo dentro un simulatore di volo Elite, una tecnologia svizzera che simula in maniera assolutamente reale le condizioni di volo con un elicottero Eurocopter AS355. Nel suo database c'è tutta l'Italia e può simulare qualunque volo in qualsiasi condizione di visibilità. Da oggi il simulatore è il fiore all'occhiello del corso per elicotteristi dell'aeroporto civile di Padova, ma anche dell'aeroporto stesso. Un vero city airport specializzato in viaggi d'affari ma anche sanitari. Entro breve l'operatività dell'elisoccorso del SUEM sarà 24 ore su 24. È un aeroporto dedicato a voli di aeroclub, a piccoli voli di aviazione generale e stiamo anche lavorando per potenziare voli con elicotteri, sia di società che effettuano dei servizi, sia dei privati che utilizzano lo scalo. Pensare all'aeroporto di Padova come punto di riferimento per le scuole di volo credo sia una cosa interessante, non solo dal punto di vista pubblico ma anche dal punto di vista imprenditoriale. Addestramento quindi, la parola che farà evolvere lo scalo padovano. Intanto il simulatore, che sarà presente a Job Oriente, alla fiera di orientamento al lavoro, già al suo primo giorno ha fatto impazzire grandi e piccoli. Anche se a differenza dei simulatori dei film non si vedeva l'elicottero che vibrava eccetera, lo stesso sembrava veramente di essere lì. Ti piacerebbe pilotare l'elicottero? Sì, Per andare dove? a Rovigo.